Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Iforna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio, sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. È un Lecco che vince e convince quello che abbatte 4-1 il Legnago, si regala la prima vittoria del campionato 2021 e 2022. Buona comunque la prestazione dei veneti nel corso della prima mezz'ora, salvo poi crollare definitivamente dopo la rete, la prima messa a segno durante questa gara. Poi l'andremo a vedere da parte di Patrizio Masini. Poi ci saranno sugli scudi anche il giovane Tordini e Luca Giudici, tornato in estate dal prestito alla Carrarese. Come dicevamo, è il Legnago a partire meglio nel corso di questa gara, un po' più ficcante la manovra dei ragazzi di Mister Colella, poi però senza neanche creare tantissime occasioni. Al sesto minuto Iocolano apre sulla destra, punta Giudici 1 contro 1, il tiro dal limite, la deviazione, para il portiere ospite con buona reattività. Giudici che, come detto, poi avrà modo di mettersi in evidenza. Minuto numero 14, Zambataro esce bene, Ricciardi lo mette a terra, classe 2000 del Legnago. Poi avremo modo di vedere come questa munizione risulterà decisamente pesante sul finire del match. Minuto numero 18, il cross al centro, schema che si vedrà abbastanza spesso, bravissimo Marco Pissardo sul colpo di testa di Antonelli, che era un po' un tiro cross. Come al solito Pissardo si conferma molto bravo, molto importante con i propri interventi. Poi dal limite ancora una volta Ricciardi col sinistro, palla che finisce decisamente alta. Minuto numero 22, la punizione di Ciccone che viene deviata dalla barriera e per poco non beffa Pissardo. Buon per lui che la palla vada oltre il palo alla sua destra. Minuto numero 28, il Lecco si fa vedere e fa malissimo. Tordini, servito da Iocolano, scarica per Masini, il mezzo esterno che passa veramente in una selva di gambe e va a baciare la rete sotto la curva nord, che centralmente era vuota per lo sciopero degli ultras locali. E quindi al minuto numero 28 il Lecco trova il primo gol della sua stagione, considerato che la scorsa settimana a Vercelli era terminata 0-1 la gara. Vediamo nel replay Tordini, bellissimo controllo, palla con i giri giusti per Masini che non si fa pregare, calcia in modo anche un po' scordinato, poi va a esultare meritatamente sotto la Nord. Minuto numero 37, il colpo di testa di Juanito Gomez, leggenda dell'Ellastra Serie B e Serie A, non trova la porta, il giocatore che poi aveva accusato anche un colpo al capo e ha giocato con questa vistosa fasciatura. Minuto numero 39, ottima sponda di Mastroianni, Iocolano, la sua solita classe, percorre la fascia centrale del campo, serve Mastroianni sulla sinistra, palla in mezzo, Tordini con l'esterno, Corvi ci prova, non ci arriva, ed eccolo qua il primo gol da professionista per l'ex attaccante del Novara, Matteo Tordini, classe 2002, oggi ha vinto il ballottaggio con Nicola Buso, già si era fatto ben vedere nel precampionato e sicuramente va a cogliere una bella gemma, la prima speriamo per lui di una carriera importante. Sicuramente poi avrà modo di coglierne un'altra anche all'interno di questa stessa partita. Poi l'esultanza dell'Arciere per lui che l'anno scorso con Novara vinse con la Primavera 0-3 contro i Parietà blucelesti. Al 43esimo ancora un bellissimo aggancio di Mastroianni che dopo una partenza difficile si è decisamente fatto ben apprezzare, l'attaccante che a lungo sembrava dovesse salutare i blucelesti. Poi il cross di Giudici, la deviazione della difesa, Zambataro, splendida lettura, Tordini non si fa pregare, di prima intenzione la mette là sotto l'incrocio e ancora una volta allarga le braccia, va a esultare questa volta con la panchina con il prof Francesco
Francescutti e il preparatore dei portieri Carlo Zotti. Possiamo apprezzare la giocata bluceleste, qui Giudici lanciato sulla sinistra, il cross, la deviazione, Zambataro stop, crossa e trova il suo giovane compagno di squadra, seconda punta bluceleste e secondo gol in questa gara. Minuto numero 46, si fa vedere ancora Legnago questo bel destro da fuori che non va per nulla lontano dalla porta difesa da Pissardo. Il tiro era di Sgarbi, classe 2001. Poi inizio ripresa, doppio cambio di Mister Colella, entrano Lorenzi e Calamai. Però è ancora il Lecco a farsi ben vedere dopo l'ora di gioco. Zambataro sulla destra trova Iocolano che arriva bene sul pallone, cross molto molto forte, non riesce a trovare i pali. Il 17 bluceleste anche oggi sicuramente sugli scudi. Minuto numero 70, si fa vedere nuovamente il Legnago, Gomez proprio per Laurenti dal limite, conclusione decisamente beffarda che prende velocità, questo destro di taglio che va a baciare il palo alla destra di Pissardo che risulta essere incolpevole e poi va a spegnersi sul lato corto della rete, sull'altro lato della porta, vediamo lì. Pissardo ci prova, non ci può arrivare, sicuramente conclusione velenosissima di Laurenti che quindi prova a ridare animo ai suoi compagni di squadra. Al 72esimo intervento di Ricciardi in netto ritardo, lui che era già ammonito come abbiamo visto all'inizio di questa sintesi. Doppio giallo combinato da Pascarella di nocera inferiore e rosso inevitabile, intervento evitabile sicuramente da parte del giovane esterno destro del Legnago. Andiamo a vedere che si va a cercare il pallone, prende un po' tutto, giallo che sembra essere onestamente sacrosanto, intervento fin troppo rude per una partita che si stava ormai incanalando verso la conclusione. Al 92esimo il Lecco si distende, Buso, Ganz che è appena arrivato ed era appena entrato, serve Luca Giudici, l'uscita alla disperata di Corvi che aveva avviato un tentativo disperato del Legnago, e per Luca Giudici è il terzo gol in blu celeste, il secondo nella cornice del Riga Monticeppi dopo quello segnato lo scorso anno alla Pergolettese su calcio di punizione proprio in quella porta. E Giudici poi che viene abbracciato dai suoi compagni di squadra, lui che come dicevamo all'inizio è rientrato a luglio dal prestito alla Carrarese per la seconda parte dell'ultima stagione di Serie C. Minuto numero 94, l'apertura di Merlisala per Battistini, il triplice fischio di Pascarella di nocera inferiore per il Lecco. Sono i primi 3 punti davanti ai 1000 spettatori della Riga Monticeppi, i primi abbracci, i primi sorrisi e sicuramente una classifica che pur essendo l'inizio del campionato sorride più di quanto non facesse dopo quel brutto passo falso accusato al 90esimo sul campo piemontese.